Presentati stamane ad Agrigento presso il Consorzio Universitario le due fatiche editoriali del noto scrittore e giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, Le italiane, il paese salvato dalle donne, a rivedere le stelle, il poeta che inventò l'Italia, dedicato proprio a Dante Alighieri. Presenti le massime autorità agrigentine, ha portato il saluto il presidente del CUA, Nenè Mangiacavallo. Noi consideriamo l'incontro di oggi un grande privilegio, prima di ogni cosa, perché ospitare uno dei più autorevoli giornalisti italiani, non solo, ma uno scrittore affermato a livello internazionale è sicuramente un punto di merito per questo consorzio. Ma siamo ancora più soddisfatti perché è il segno che il progetto Global Learning 2, all'interno del quale si inserisce la presentazione di questa mattina, ha dato la possibilità non solo di trasferire sapere, che è il mandato fondamentale che noi abbiamo come consorzio, ma anche quello di creare le precondizioni per creare nuove opportunità di lavoro in provincia di Agrigento. Un progetto che ha visto giovani iscriversi non solo dalla provincia di Agrigento ma anche dal nord Italia, segno questo che abbiamo già abbondantemente superato i confini provinciali. I 4 moduli che si sono sviluppati sul fronte musicale, sul fronte letterario, sul fronte teatrale e sul fronte delle strutture teatrali e di spettacolo. Questi lavori sono stati seguiti con particolare attenzione, sono stati particolarmente fruttuosi. Devo dire che già siamo pronti per presentare la fase successiva di questo progetto e così abbiamo assecondato non solo la nostra vocazione a processi formativi, ma anche e principalmente abbiamo assecondato la terza missione di cui abbiamo parlato in occasione del nostro insediamento e vogliamo proporci ancora di più come elemento coagulante per lo sviluppo sociale, economico e culturale di questa provincia che ha delle potenzialità e delle risorse enormi. Rivedere le stelle è il libro su Dante e sull'identità italiana, tra l'altro Dante parla anche della Sicilia, non c'era mai stato ma la amava perché la considerava la terra della poesia e quindi descrive il Mongibello, come lui definisce l'Etna, con l'antico nome arabo, so che anche i siciliani lo chiamano così, parla di Scilla Caridi, quindi dello stretto di Messina, la definisce la bella Trinacria. E poi Le italiane invece è il libro dedicato alle grandi italiane che ho conosciuto, tra cui mi piace ricordare, visto che siamo nella sua terra, Elvira Sellerio, che ha fatto vivere la grande tradizione della letteratura siciliana che domina gli ultimi 150 anni, Verga, De Roberto, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Pirandello, fino a Camilleri, Consolo, Buffalino, Brancati, insomma io sono sempre molto ammirato dalla bellezza della cultura ogni volta che vengo in Sicilia ed è un'occasione di incontrare anche i giovani studenti, quindi sono molto felice. Quanto attuale è il pensiero di Dante, dottore Cazzullo? Dante è eterno perché eterni sono i sentimenti che canta, amor che a nulla amato, mar perdona, un verso immortale, sembra scritto ieri, è finito anche nelle canzoni di Giovanotti e di Venditti, ed è eterno perché noi italiani non siamo molto cambiati da allora. Serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. Sono versi che hanno infiammato generazioni di patrioti e che ci richiamano anche ai nostri doveri, perché essere italiani non è una sfortuna come a volte pensiamo, è un'opportunità ma è anche una responsabilità, vuol dire essere all'altezza di questo patrimonio di valori, di cultura e anche di valori morali che i nostri padri e le nostre madri ci hanno lasciato. E poi l'immagine di Caronte, la figura di Caronte che lei attribuisce una notevole importanza. Ed ecco verso noi venire per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando guai a voi anime brave, non isperate mai vederlo cielo, vi vegno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne, in caldo, in gelo. Una cosa interessante è che Dante mette all'inferno, nell'inferno cristiano, Caronte che è il traghettatore delle anime nell'inferno pagano, nel mito greco. Per Dante la storia dell'uomo è una sola. In qualche modo noi siamo per lui gli eredi degli antichi romani e Michelangelo lo prenderà talmente sul serio che metterà Caronte, quindi un personaggio del mito greco, nel giudizio universale della Cappella Sistina. Questa sera lei sarà ai Templi pure per un incontro col pubblico? Sì, col grande Sebastiano Lo Monaco, grande attore siciliano che ha fatto la storia del teatro nella Valle dei Templi, che è uno dei posti più belli della Sicilia, quindi del mondo. Insomma, fa tremare le vene ai polsi, direbbe qualcuno, ma è una bella emozione. Noi abbiamo intrapreso, ma già devo dire dallo scorso anno, questo straordinario rapporto con la strada degli scrittori, che ha messo sì un calendario ricco di appuntamenti culturali che si sono celebrati nelle settimane scorse. Oggi c'è l'ennesimo appuntamento con un grande
grande scrittore che presenterà alcuni libri. Tutto questo rientra nel quadro di un progetto che si chiama Global, che mette insieme le migliori energie culturali della città e che collaborano con il Consorzio Universitario per far sì che il Consorzio possa essere un volano di diffusione del sapere e della cultura.